Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, giovedì 7 dicembre. Sì, ne abbiamo parlato anche in commissione. È un provvedimento strano questo, perché abbiamo da sempre sostenuto che la rotatoria di Valli non va a migliorare la sicurezza. Non sono molto in forma perché questa mattina ho fatto un bel interventone dal dentista e sono ancora un po' fuori combattimento. Però mi è venuto un guizzo di adrenalina perché ho sentito, non è che visto, l'intervento della Maria Rosa Boscolo, che è l'altra consigliera del gruppo di opposizione, mi sa che anche dire il nome, guarda, proprio, che criticava il rapporto dell'ANAS per la rotatoria che è progettata per quanto riguarda la frazione di Valle di Chioggia. A parte che, da come mi sembra di capire, effettivamente quella diciamo, relazione dell'ANAS forse poteva essere fatta un po' più, diciamo, puntuale sulla zona. Mi sembra aver capito che invece è parametrata ad altre situazioni di traffico. Comunque basta fare una piccola ricerca e le rotatorie servono a fare meno incidenti, mettono in sicurezza la strada. Non bisogna essere geni per arrivarci, perché con la rotatoria il traffico deve rallentare. Parlo piano perché spero che quelli di energia cinica guardino, insomma, so che hanno difficoltà a comprendere le cose, quindi il traffico rallenta e quindi è più difficile che capitino incidenti. Capiteranno lo stesso incidenti, perché sappiamo che errare è umano e gli incidenti avvengono non per la strada ma per la responsabilità di chi guida. E quindi cosa succede? Invece di arrivare a 150 all'ora arriveranno a 80-70, quindi gli incidenti saranno meno gravi in pratica. In più, io non so se questi di energia cinica vanno ogni tanto a Valli, ma è da terrorizzarsi quando si deve entrare nel centro di Valli, perché tu sei fermo se vieni da Chioggia e hai i tir che arrivano da una parte e dall'altra e tu ti fai il segno della croce. Io non sono più credente, ma qualcuno si fa il segno della croce e quindi si butta a Valli. Con la rotatoria diventa tutto quanto un'altra cosa. L'altro problema che c'è, indubbiamente c'è, è che l'ANAS, per garantire la sicurezza del passaggio dei pedoni dalle due parti del centro di Valli, fa il sottopassaggio. Sappiamo che i sottopassaggi non sono la soluzione ottimale. Abbiamo visto quello del sottopassaggio dell'ospedale più quello di Sant'Anna, ma bisogna rendersi conto che i minestroni si fanno con gli ingredienti che si hanno. Allora i costi per fare tutte queste opere non bastano, non ci sono abbastanza soldi, siamo il paese più indebitato al mondo e il costo degli interessi del debito pubblico gravano sull'economia, quindi non si può pensare che si possa fare tutto. Io credo che dopo anni che abbiamo questa situazione, che ANAS finalmente mette in sicurezza quella zona, io spero anche Cavanella d'Adige, quindi inviterei soprattutto chi siede in consiglio comunale, prima di aprire bocca, di documentarsi. So che è stata approvata anche una modifica del regolamento. Forse una delle modifiche da fare era proprio da togliere la parola, è una cosa antidemocratica, ma visto che dicono sempre fesserie, magari certi gruppi che dicono solo stupidaggine, sarebbe proprio da togliergli la possibilità di parlare fino alla fine della legislatura. La novità di quest'inverno 2023-2024 è l'aperitivo dopo lavoro, che non è altro che un happy hour dedicato a chi dal lunedì al venerdì finisce di lavorare tra le 18 e le 20 e magari vuole prendersi un momento di pausa, un aperitivo con gli amici o con i colleghi e spendere il giusto, per cui proponiamo dalle 18 alle 20 dal lunedì al venerdì lo spritz, il prosecco e la birra tutto a 3 euro, visto anche i momenti un po' di crisi degli stipendi, veniamo incontro un po' al mondo del lavoro. Abbiamo una grandissima piazza di fronte col parcheggio
accessibili a tutti, oltretutto anche il sabato e domenica nel dopo cena per i nostri cocktail, i nostri drink. In occasione della giornata mondiale per il massaggio cardiopolmonare ricordata ancora ad ottobre, lo scorso venerdì il pronto soccorso dell'azienda ospedale Università di Padova ha celebrato l'evento a Chioggia, riunendo i primari del pronto soccorso di Padova, centrale, Sant'Antonio e pediatrico, i dirigenti dei reparti e i dirigenti della formazione professionale dell'azienda ospedaliera Università Padovana, affiancati da Pino Penso. Il gruppo è stato accompagnato da Luciano Bellemo e Gianni Lanza in un percorso storico di Chioggia, culminato con la visita alla torre di Sant'Andrea. I professionisti hanno potuto poi gustare Chioggia in un noto ristorante locale. Per loro si è trattata di una team experience che ha certamente contribuito a tessere nuovi rapporti e saldare relazioni, avente come sfondo la nostra affascinante città. Grazie a Pino Penso che in questo caso, come in altre occasioni, si fa promoter per unire personalità che insieme possono aumentare il proprio valore e promoter per la nostra città. Si deve a lui l'idea di portare Chioggia ad aspirare a diventare città della cultura 2024, un'esperienza che ha avuto e sta avendo risvolti inaspettati, seppur la nostra città non sia stata vincitrice, ma forse moralmente sta dimostrando di esserlo, vista l'attrattività successiva alla partecipazione alla competizione. Il libro che è stato presentato ieri sera allo Sporting Club della Darsena Saline dai Lions racconta 50 anni fondamentali della nostra città, gli anni in cui è cambiata drasticamente, in cui è cresciuta e si è sviluppata prendendo strade inaspettate. La mia Chioggia, un libro fotografico in cui le immagini sono foto sbiadite di una città che ha una storia ricca, un passato glorioso e le auguriamo un futuro roseo. Si tratta del service per il 50° anno dei Lions, un service realizzato per lasciare un segno, per essere ricordato, e certamente questo libro vorrà entrare in tutte le case. Non è stato semplice dare vita a questo libro fotografico e didascalico, ha affermato Giacinto Pesce. Si è voluto dare il giusto peso a tutto, alle immagini, alle didascalie, alla foto messa in copertina, perfino al tipo di carta. Lui e Luigi Zambonin sono rimasti affascinati dal materiale storico che l'autore del libro, Giorgio Vianello, custodisce, e ciò che è stato utilizzato è solo una piccola parte. È stata Silvia Vianello, la presidente che ha accompagnato i Lions nel 50° a fare la presentazione del service, seguita dall'intervento al telefono di Carlo Alberto Tesserin, a casa col Covid come altri importanti assenti. Per Tesserin un libro importante soprattutto per chi questi 50 anni li ha vissuti, un libro che serve sia a vedere come eravamo, ma che può aiutare a guardare avanti. Grato ai Lions per questi 50 anni vissuti insieme, nei quali si è potuto fare molto per la collettività, Tesserin si è dimostrato veramente dispiaciuto per non essere presente all'incontro. Lunga e dettagliata la descrizione che ha fatto l'autore del libro, Giorgio Vianello, custode di tante testimonianze storiche, e accattivante la presentazione in cui ha voluto dare risalto all'importanza di questo lavoro in quanto un lavoro d'insieme, in cui tutte le menti coinvolte hanno apportato del proprio per dare al risultato finale una diversa vitalità. Punti di vista diversi hanno potuto dare un'immagine più rispondente alla realtà. Molto della storia di Chioggia dalle sue origini lo conosciamo, ma ad alcune sfaccettature è stato dato un risvolto diverso e interessante. Pier Giorgio Gobetto è stato coinvolto al termine della stesura come correttore di bozze, ma il suo contributo riguardante Sottomarina si dimostra fondamentale per capire meglio il rapporto tra Chioggia e la sua frazione, i legami dell'una e dell'altra e di conseguenza la direzione presa nel progredire. Gli invitati si sono poi intrattenuti nel ristorante della Darsena alle Saline, dove Rudy e Maria Grazia hanno preparato un buffet che ha reso onore all'ospitalità di Chioggia.
Naima, la profumeria che non ti aspetti, con una scelta che non ti aspetti, le migliori fragranze, le firme più chic, tutto quello che ti serve per valorizzare la tua bellezza lo trovi da Naima. Scopri i prezzi di Naima, rimarrai piacevolmente sorpresa. Naima, in Corso del Popolo a Chioggia. In vista del nuovo testo unico regionale dell'urbanistica, i comuni veneti che ancora non si sono adeguati alla legge regionale 11 del 2004 stanno cercando di mettersi in regola. In provincia di Padova 12 comuni possono ottenere un doppio contributo, sia regionale che provinciale, per aggiornare i loro piani di assetto territoriale, i PAT. Questo è possibile grazie alla collaborazione tra Regione del Veneto e Provincia di Padova, che ha facilitato il coordinamento tra gli enti e l'adesione dei comuni alle copianificazioni. L'iniziativa ha consentito a 12 comuni padovani di richiedere un contributo di 14.000 euro ciascuno per aggiornare i loro strumenti di governo del territorio. 10 tra loro hanno già ottenuto il finanziamento. Ci sono ancora 55 comuni veneti che devono adeguarsi alla legge del 2004. Questo sostegno finanziario mira a evitare problemi futuri per i comuni che devono ancora redigere il PAT e a garantire una pianificazione uniforme in tutta la regione. La mancata adesione al PAT potrebbe portare al commissariamento dei comuni da parte della regione, limitando le loro scelte strategiche territoriali. I finanziamenti mirano a incentivare i comuni non conformi e offrire supporto particolare a quelli con popolazione ridotta e problematiche di dissesto idrogeologico o sismico. Attualmente 10 dei 12 comuni padovani hanno ottenuto i finanziamenti, mentre nel 2024 si prevede di estendere i benefici agli altri 2 comuni che hanno partecipato al bando. Questa collaborazione tra istituzioni rappresenta un esempio positivo di supporto finanziario e coordinamento per l'adeguamento normativo dei comuni veneti. Hai già fatto il cambio gomme? Per i tuoi pneumatici invernali o per quelli 4 stagioni, così da non pensarci più, vai da SD Auto a Borgo San Giovanni. Non solo te le cambiano, ma se in garage non hai spazio, tengono le tue in custodia. Da SD Auto, per la cura della tua auto a 360 gradi. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, giovedì 7 dicembre, alla Star Pharma in via Madonna Marina Sottomarina, vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Vi ricordo inoltre il sito chioggiaazzurra.it e i canali WhatsApp e Telegram Azzurra Network News. Ciao a tutti! Alla cartoleria Pegaso di Chioggia trovi tutto per la scuola e la cancelleria più sfiziosa e personale disponibile per fare il tuo speed e fornirti assistenza per i tuoi biglietti d'auguri personalizzati e i biglietti da visita e i menù e tanto altro. Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni Chioggia. Ci trovi su WhatsApp al 328 635 7832.